L'estate empedoclina si sta svolgendo al termine, possiamo fare un consuntivo di questa stagione, ecco come è andata e quali anche sono le prospettive per un futuro turistico a Porto Empedocle? Beh, è chiaro che è sotto gli occhi di tutti che noi abbiamo organizzato un'estate empedoclina, pur essendo ancora un comune in dissesto, solo grazie perché il comune non ha impegnato somme per l'estate empedoclina, tranne quelle che sono state, come dire, autorizzate e concesse da due sponsor, una parte l'Enel e l'altra l'Italcali, e grazie anche a qualche contributo di qualche altra impresa. È chiaro che questo è stato l'inizio di un percorso che spero ci porterà a fare in modo che Porto Empedocle ritorni ad essere al centro della provincia. Abbiamo notato e ho notato con grande piacere che la gente è tornata nuovamente in piazza e che quindi le attività commerciali sono ritornate a lavorare e che la gente, spinta anche dalla necessità di ritrovarsi tra amici e di scendere in piazza, è ritornata tra le vie della città, in modo particolare nella via Roma, e che l'estate empedoclina, al di là di qualsiasi cosa, organizzata in fretta e in furia e con pochi soldi comunque ha dato la possibilità di creare nuovamente aggregazione e movimento. Per il futuro prevediamo la possibilità di andare oltre quello che abbiamo fatto fino adesso. Crediamo che ci siano tutte le condizioni e le possibilità per un rilancio di questa città. Intanto ieri sera nell'ambito dell'estate empedoclina ottimo riscontro popolare ha avuto l'esibizione in piazza Kennedy dell'orchestra Bellini Riguccio Band Città di Porto Empedocle, diretto dal maestro Carlo Scibetta, che hanno eseguito davanti a un vasto pubblico brani della musica leggera, storici e classici, ad esempio Morricone, Piazzolla, Ravel, Verdi e Strauss. Sentiamo un breve estratto del concerto di ieri sera.